poi sentiamo, io ahimè l'ho sentito su Sky integralmente, al convegno di Confindustria a Parma, il ministro del lavoro raccontare che in questo straordinario processo di liberazione del lavoro, parole testuali, in cui il lavoro dovrebbe essere liberato dalle norme rigide, uniformi, standardizzate, dovrebbe essere liberato dal conflitto, come se il conflitto fosse di per sé un male, quando tutto il pensiero liberale classico dice che il conflitto è un elemento strutturale di una società fondata su interessi diversi, salvo che naturalmente il conflitto va composto, no? Va utilizzato come risorsa, no? Ecco, in questo straordinario programma di liberazione del lavoro si dovrebbe passare dal vecchio statuto dei diritti dei lavoratori al nuovo statuto dei lavori. Io dico sempre, lo dico da molti anni e non mi stanco di dirlo, che la seduttività della formula va respinta al mittente, perché già nella semantica c'è un inganno, già nella semantica c'è, diciamo, un errore di fondo, perché dire statuto dei diritti dei lavoratori significa incardinare, diciamo, un certo habeas corpus, no? Nel patrimonio soggettivo del singolo, del soggetto, della persona, di quell'uomo, di quella donna in carne e ossa che lavorano. Dire statuto dei lavori significa tutt'altra cosa. Non ho paura di esagerare, significa tornare al Medioevo, tornare alle corporazioni, tornare al fatto che la legge codifica la frantumazione del mercato del lavoro. Questo già nella semantica. Poi al merito, che cosa ci raccontano? Cosa sarebbe questo nuovo statuto dei lavori? Si dice, salvo uno zoccolo di diritti fondamentali uguali per tutti, domanda, quali? Cioè i diritti così, alla vita, alla salute, alla gioia, cioè la dichiarazione, no, dei diritti, salvo, poi diciamo le norme concrete, cioè quelle che riguardano la retribuzione, l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro, cioè, i licenziamenti, quelle andrebbero invece differenziate a secondo dei settori produttivi, dei territori, dell'impresa. Cioè in un paese già ridotto così sul piano della coesione nazionale noi daremo anche questo ulteriore contributo, e quindi sono cose che vanno respinte al mittente. Almeno su questo piano credo che la capacità di resistenza nella drammaticità della situazione economica e finanziaria attuale sia incrementata. Dalla resistenza dovremo passare all'alternativa, ma questo è un problema complicato. Ripensare allo statuto dei lavoratori ci dà quantomeno una maggiore forza d'animo. Grazie.